Alla redazione di Teleacras, lettere di protesta di residenti e turisti indignati per le condizioni delle spiagge di San Leone. Sopralluogo del videogiornale Gloria Scafè. Continuano le segnalazioni dei cittadini indignati di Agrigento per il totale degrado in cui versano le spiagge salleonine. È giunta alla redazione di Teleacras una lettera di Alessandro Mandracchia che a nome di 10 famiglie lancia un appello al sindaco Marco Zambuto affinché questa incresciosa situazione venga risolta nel più breve tempo possibile. Oggi, con l'estate già avanzata, non viene effettuata alcuna pulizia straordinaria e chi desidera trascorrere un po' di tempo sotto il sole a ridosso della riva non trova uno spazio libero dove stendere la tovaglia perché a farla da padrona è la spazzatura. Pezzi di vetro, siringhe e residui di ogni natura disgustano non solo i residenti ma anche i turisti che sprezzanti dichiarano di non voler tornare più in questi lidi. Così oggi appare la seconda traversa del viale delle dune di San Leone. Siamo venuti qua con nostro figlio ed è veramente una vergogna. C'è pure puzza. Cosa avete trovato in spiaggia? Guardi, carte, pannolini, sacchetti, di tutto. Non c'era uno spazio dove poter distendere la tovaglia? Ma lo spazio c'è, però sei sempre circondato da spazzatura. Da dove viene? Da Favara. Ritornerà? Penso proprio di no. Andremo ancora più lontano. Un mese che non basta da pulire, questo non è civiltà, è inciviltà. Da Agrigento, il comune, il sindaco, del signor Marco Zambuto, anche che siamo ottimi amici, non me ne interessa. Se lei guarda le acque non entra nessuno. Questo degrado ambientale vi disturba? È certo che disturba. Noi le tasse le paghiamo, però poi il resto niente. A presentarsi con un pessimo biglietto da visita non è solamente la spiaggia, ma anche l'acqua col suo repellente odore fognario che tiene i bagnanti all'asciutto. Naturalmente la responsabilità di uno squallido scenario sulla costa non può ricadere soltanto sulle istituzioni preposte, ma è da attribuire sovente all'inciviltà dei bagnanti. Nella spiaggia è sporca perché perché non la puliscono, due perché i bagnanti sono sporchi e lasciano là qualsiasi, sacchetti di spazzatura, bottiglie rotte, pannolini di bambini fatti di cacca, di tutto e di più c'è nella spiaggia. E io proporrei un vigile da una punta e uno dall'altro. Quando qualcuno lascia un sacchetto del genere, una multa salatissima. E poi prima di cominciare il periodo balneare bisogna pulire tutto quello dell'inverno.